Ecco, stiamo letteralmente sul fiume Brenta, siamo sullo sbarramento di Limena e la situazione la potete vedere voi coi vostri occhi. La situazione è molto critica, per la verità la nostra competenza termina nel 50% della capacità di svaso della diga del Corlo, termina domenica, abbiamo esaurito il 50%, il Brenta di suo comunque rilascia poca acqua e di conseguenza abbiamo iniziato tutta una serie di turnazioni pesanti per l'irrigazione. La situazione è grave, lo dimostrano anche queste immagini del Brenta a Limena, solitamente impetuoso, ora trasformato in una distesa di sassi. L'acqua del fiume c'è solo fino a domenica, quando sarà chiuso l'invaso del Corlo. Il presidente del consorzio di bonifica Brenta è preoccupato perché le precipitazioni importanti non arriveranno prima di 10 giorni. Io mi auguro che, come dicono, dopo il 17 cambierà e inizierà a arrivare la pioggia, me lo auguro tanto perché effettivamente è una situazione molto critica, anche se tutto sommato, guardando le altre aree, noi siamo anche un po' più fortunati. Il riferimento è chiaramente all'Adige, che ha ridotto la sua portata del 70% e che vede risalire sempre di più dal mare il cuneo salino. La situazione resta preoccupante in tutta la regione, quindi lo spettro è quello del 2022, anche se quest'anno la stagione calda era partita in maniera migliore, con accumuli superiori rispetto a 4 anni fa. Siamo partiti da una situazione più favorevole, che avevamo il bacino del Corlo a regime massimo, di conseguenza abbiamo avuto la possibilità di utilizzare, pur razionando l'acqua, però non deve più aspettare il tempo di prendere delle decisioni importanti nel territorio e mettere in atto delle azioni anche veloci. Ecco, di cosa ci sarebbe bisogno per evitare tutto questo? Ma c'è bisogno di più azioni in versi diversi, in direzioni diverse, tipo ricarica della falda per dare più acqua alle risorgive, lo sghiaiamento, come ho detto, perché immagazziniamo più acqua, ma soprattutto fare una serie di bacini dislocati nel territorio da monte a valle per fermare quando arriva l'acqua e poterla utilizzare quando serve.